Avevi una ragazza? No, io sono stato... Eri fidanzato? Sono stato fidanzato... 3 anni fa. Sì, con una... Non sono la stessa cosa, però il bodybuilding... Questa ragazza, diciamo, tu eri fidanzato con lei, però lei praticamente non sapeva niente. No. E proprio per questo, diciamo, è successo che poi vi siete lasciati. Io non la volevo lasciare, lei è stata a lasciare a me, giustamente. Perché Certo, perché naturalmente, essendo che voi siete fidanzati e lei giustamente non sa, e lo sai solo tu, giustamente nel momento in cui tu gli dici alla ragazza che siete fidanzati, lei lo giustamente so, ci rimane male e ti lascia, giusto? è stato un mio sbaglio, lo so. Non glielo dovevi dire. Ho sbagliato tantissimo. Se tu a quest'ora non gliel'avessi detto, caro Massimo, saresti ancora fidanzato con lei, giusto? Questo è vero. Purtroppo sono cose che succedono. Lo so. Dimmi Massimo, e in questo tempo che tu hai aspettato che le ragazze telefonassero, come hai passato il tempo? Il tempo io lo passo sempre da solo, alle volte me ne vado al cinema e ci vado sempre solo, non avendo una compagnia vicino mi devo arrangiare da solo, giustamente. Esatto. E come passi bene o male il tempo? Cioè che cosa fai durante la giornata? Di esplicito. Il tempo io quando sono a casa mi alleno con la tastiera che ho a casa, Ah, sai suonare? so cantare delle canzoni e mi alleno a casa. A cantare Sì. e a suonare. Sì.